Mi fa piacere il servizio comunque firmato da Simone della Corte, mi fa piacere che finalmente dopo anni che sto parlando qualcuno si è accorto che forse sulla sicurezza qualcuno ci ha ciulato, noi che avevamo ragione. Dico noi perché anche lui, poverino, come segretario del GL, non ha mai una vita che viene qua e continua a dire telecamere, la sicurezza. Sì, guardi, è dal 2009 che io sono qui presente ogni sabato e altri giorni, però ogni volta, diciamo, quando si parla di sicurezza nel comune, nel confine della nostra provincia, parliamo di questo problema. Cioè, ci sono telecamere che non funzionano, forse l'80% delle telecamere non funzionano. In un posto come il Palazzetto dello Sport, dove è frequentato anche da minori, da bambini che vanno a allenarsi alla pallacanestro, il judo e quant'altro. Allora parliamo di reati di pedofilia, poi magari nel Palazzetto dello Sport non ci sono le telecamere. Cioè, questo mi fa veramente sorridere, ma per non piangere. Allora oggi il sindaco, come il detto, no? Le vacche scappano, chiudiamo le stalle. Oggi si parla di sicurezza. Cioè, oggi parliamo di sicurezza, parliamo di telecamere. Forse intendeva dire che durante la riunione di ordine pubblico e sicurezza che viene fatta in prefettura, in quell'organo e in quel momento si potrebbe parlare di sistemare le telecamere, ma non è certo il prefetto, non è certo il questore che può dire una cosa del genere. Così quando parliamo di uomini, mancanza di macchine. Perché i ritardi delle comunicazioni arrivano anche per questo perché magari ci sono più sale operative e una sala operativa viene a sapere dopo quello che è successo dall'altra parte. Questo è anche la comunicazione e questa è la sicurezza, perché fin quando non capiamo che spendere sulla sicurezza, investire, non è una spesa, ok? Investire sulla sicurezza non è una spesa e non andremo da nessuna parte, direttore, perché è così, ma con tutti i governi, con tutte le istituzioni fino adesso che ci hanno preceduto a questa, e così come tutti i sindaci che sono passati per Pordenone. Non è inutile che ce lo nascondiamo, non è l'assessore povero della sicurezza, ma puntiamo il dito contro tutto il sistema dei comuni. Tutto il comune, tutto il consiglio provinciale o tutto il consiglio comunale che deve decidere dove spendere i soldi. Pochi, no, ma spendiamoli lì. Momento, non è il sindaco. Non è il sindaco. No, è il sindaco. Sì, che decide su... Lui è stato eletto, ecco. Lui è titolare, lui prende le decisioni e siccome ha una maggioranza con una nuova legge caso, certo, che lo sostiene, certo, lui decide, investire... sempre che voglia decidere, perché poi alla fine non si sa. Oggi interessa a tutti la sicurezza. Grazie Raffaele Grazie Padrone. a voi.